Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi vedremo un po' di continuare la nostra avventura qui a Barbary Coast, ovviamente sempre nella nostra cara e amata Mealy Island. Allora, scusate intanto il periodo di inattività che ho avuto appunto in questi giorni, proprio dovuto a un'influenza, quindi adesso vedremo un po' di renderci operativi. Allora, diamo un'occhiata alla nostra città. Come potete ben vedere ce la stiamo cavando abbastanza bene, il nostro bilancio è positivo, le entrate provengono maggiormente dalle tasse che paga la popolazione, ma soprattutto anche dagli introiti provenienti dal commercio. Potete dare un'occhiata alle transazioni che abbiamo avuto negli ultimi 6 mesi, sono state davvero molto proficue. Allora, visto che i nostri cittadini sono così abili nel pagare le tasse, vedremo un po' di ricompensarli con qualcosa di diverso, come per esempio una bella scuola elementare. Fornire l'istruzione sarà una delle prime cose che faremo in modo tale da rendere più competitivi i nostri cittadini nel lavoro e soprattutto nell'industria. Allora, vediamo un po' dove posizionare la nostra scuola elementare. Vi ricordo che aumenta quindi il livello del terreno, quindi vediamo di posizionarla in una zona abbastanza adeguata. Diamo un'occhiata. Allora, la nostra zona a media densità nella parte destra della città può essere incrementata anche da questa bella scuola. Perfetto, ottima scuola elementare. Vediamo un po' il nostro livello di educazione adesso aumenterà, però affinché tutti i cittadini vengano soddisfatti, visto che il numero degli iscritti è davvero elevato, sarà necessario innanzitutto aumentare il livello della nostra scuola con un'adeguata preparazione per quanto riguarda i pulmini. Perfetto, vediamo di aggiungere innanzitutto altri 2 pulmini all'unico disponibile alla nostra scuola. Vediamo innanzitutto cosa ci dice il pannello informativo. Ricomincia la scuola. Allora, i bambini sono come boccoli, ci vorrà del tempo, ma con un po' di pazienza li vedrai sbocciare. Perfetto, quando fioriranno inquineranno di meno, commetteranno meno crimini e costruiranno industrie tecnologiche. Perfetto, ovviamente il nostro livello di educazione adesso è molto basso, però vedremo di dare del nostro meglio. Allora, innanzitutto vediamo di posizionare delle fermate all'interno di tutta l'area della nostra città. Vediamo di mettere le nostre fermate in maniera strategica per spendere di meno, perché ogni fermata costa 200 simoleon, e soprattutto di accogliere più persone all'interno della nostra area. Perfetto, vediamo di aggiungere fermate, molto bene. Addirittura qui ci sono delle persone già istruite, probabilmente sono andate in altre città, perché vi ricordo in SimCity la collaborazione tra città è uno degli elementi fondamentali, quindi sicuramente, certo, qualche giocatore avrà implementato una scuola, addirittura un'università dove i nostri sim sono andati a istruirsi. Adesso più avanti vedremo di visitare anche le altre città per vedere i nostri giocatori come se la stanno cavando. Allora, vi ricordo che le fermate devono essere abbastanza vicine alle case dei nostri uomini. Ovviamente i sim possono compiere massimo 400 metri a piedi prima di raggiungere la fermata, quindi dobbiamo anche venire incontro alle necessità dei nostri cittadini. Perfetto, vediamo di posizionarle anche in quest'ambito. Ok, per adesso il nostro commercio di minerali grezzi e di carbone ci tiene vivi, perché il nostro bilancio adesso sta un pochino risentendo questo posizionamento un pochino elevato di queste fermate. Perfetto, questa è tutta la zona commerciale, quindi adesso la maggior parte dei cittadini stanno iniziando ad andare a scuola. Molto bene. Allora, potete vedere che già il livello di istruzione sta aumentando. Diamo un'occhiata a una città vicina, ha posizionato addirittura la divisione diffusione per quanto riguarda i metalli, e abbiamo la possibilità già di posizionarla. Perfetto. Allora, già in Mealy Island potete vedere che è già disponibile una particolare specializzazione. Ecco che alla nostra sinistra abbiamo la nostra risposta. New Alexandria, eccola qui, con 227.000 abitanti. Il proprietario Rubendros ha instaurato una sorta di sistema educativo all'avanguardia. Diamo un'occhiata immediatamente al grafico per capire più o meno che cosa sta accadendo nella sua città. Vediamo dove si ritrova il grafico dell'educazione. Eccolo qui. Potete vedere che dispone tantissimi banchi in totale, quindi tantissimi posti per far vivere ovviamente i nostri studenti. Probabilmente i nostri cittadini sono andati a studiare in questa bella regione. Allora, vediamo un po' come sta andando. Probabilmente sarà la capitale, come dire, dell'educazione. Infatti tra tutte le 16 città disponibili sarà una delle migliori città da frequentare, appunto per avere un'istruzione esemplare. Vediamo come ce la stiamo cavando nell'ambito delle merci. Diamo un'occhiata, siamo probabilmente tra gli ultimi posti, ma al primo posto diamo un'occhiata a Francisco Landia, mamma mia, con un totale addirittura come dire di ordini di merci, addirittura se la sta cavando molto ma molto bene. Perfetto, vediamo di ritornare all'interno della nostra cittadina e vedere cosa sta accadendo. Potete vedere che le fabbriche hanno bisogno di particolari lavoratori e addirittura sono in procinto di chiudere. Adesso la nostra domanda, adesso i nostri uomini andando a scuola vedranno un po' di essere
maggiormente istruiti e di essere più competitivi nelle aziende. Allora vediamo un po' di dare un'occhiata alla nostra schermata dell'espansione per quanto riguarda la nostra cittadina, diversi uomini, ovviamente la densità, come dice appunto il nostro caro amico, raggiunge la media densità, quindi come potete ben vedere dobbiamo necessariamente impostare un sistema stradale elevato. Vediamo un po' se le strade sono adeguate, perfetto. Ok, allora vediamo un po' che cosa accade. Mi sembra di aver visto qualche edificio abbandonato, ovviamente per i lavoratori insufficienti. Adesso arriveranno, amico mio, tranquillo, addirittura la densità sta aumentando, potete vedere che negli ultimi mesi abbiamo avuto una sorta di rialzo, stiamo aumentando in modo molto particolare i nostri cittadini. Allora, addirittura il bilancio sta aumentando in maniera significativa. Perfetto, per quanto riguarda i beni di prima necessità diamo un'occhiata all'acqua, abbiamo un surplus di 54 litri di acqua. Per quanto riguarda l'energia ce la stiamo cavando molto ma molto bene, vediamo un po' se è stato scoperto addirittura il generatore di carbone pulito. Questo potrebbe essere fondamentale per inquinare meno il nostro povero ragazzone che abbiamo accanto. Qualcuno ha edificato, probabilmente Rubendros, la nostra università, avrà scoperto quindi il generatore di carbone pulito. Esso realizzerà un inquinamento basso, però ovviamente garantirà un processo di produzione identico a quello ovviamente del generatore di carbone sporco, quindi possiamo essere davvero meno inquinanti per quanto riguarda questo. Perfetto, vediamo un po', le aule sono piene, come potete vedere la nostra scuola ha raggiunto il massimo dell'espansione. Vediamo di aggiungere qualche altra bella aula, magari utilizzare anche il piano di sopra, come per esempio le aule all'ultimo piano. Perfetto, vediamo di completarla adesso l'intera scuola, vediamo di eliminare pochi edifici in modo tale da non sfrattare i poveri cittadini. Vediamo di collegare adesso altri 2 pulmini per essere così molto più veloci nella raccolta dei nostri cittadini. Eccoli qui, innanzitutto vediamo di decorarla, aggiungiamo anche qualche piccola decorazione, vediamo un po', eccola qui, Grade School, ovviamente la prima scuola, il primo traguardo per i nostri cittadini. Vediamo un po' addirittura quartier generale del gioco d'azzardo, era davvero parecchio tempo che non entravo quindi all'interno di Melee Island, però vedo che tantissime persone se la stanno cavando molto ma molto bene. I lavoratori di New Alexandria vengono a lavorare nelle attività locali, perfetto, quindi i nostri lavoratori, quindi il bisogno di lavoratori addirittura nelle nostre attività sta diminuendo grazie anche alle altre persone che contribuiscono allo sviluppo della nostra piccola cittadina. Allora, contiamo adesso 21.000 abitanti, vediamo come sta andando, c'è anche ora qualche altra cosa, qualche altro edificio che deve essere rimosso, addirittura troppa criminalità. Diamo un'occhiata come se la sta cavando il nostro caro amico Zenigata. Allora, auto della polizia ce ne sono ben 6 disponibili, aggiungiamo altre 2 volanti, quindi giusto, altre 2 volanti potranno essere molto importanti per eliminare tutti questi dannati criminali. Allora, vediamo che cosa succede per quanto riguarda la salute. C'è qualcuno qui che ci chiama, il dottor House, vediamo cosa dice. La sala d'aspetto è gremita di sim in attesa di essere curati, ci servono più stanze per i pazienti. Vediamo un po', ma mi sembra di aver collegato già un ospedale nella parte nord della città, e infatti eccolo qui il nostro ospedale. Vediamo innanzitutto di levare questa clinica, anzi rimuoviamola per accogliere tutti i cittadini all'interno dell'unico ospedale, visto che per adesso non conta di una grande quantità di persone al suo interno. Ok, abbiamo addirittura 4 ambulanze, come potete ben vedere, l'unico furgoncino della salute, e addirittura qualche ragazzone, tramite, vedete un po' la conoscenza quanto è importante all'interno di questo gioco, ma soprattutto l'università, è riuscito a sbloccare il laboratorio diagnostico. Allora, diamo un'occhiata, la scienza d'avanguardia permette di fare diagnosi più veloci delle malattie di cui soffrono i sim, così si riprenderanno due volte più in fretta. Molto bene, sarebbe stato comodo anche un centro chirurgico, perché ovviamente esso permetteva di curare i pazienti in maniera molto rapida, però ovviamente anche un centro delle diagnosi è davvero molto ma molto importante. Innanzitutto collochiamo un'altra ambulanza a $15.000, potete vedere queste ambulanze sono davvero molto più competitive nell'ambito quindi di raccolta di sim, quindi vediamo un po' di metterne una e in seguito vedremo un po' di destreggiarci con questo centro di diagnosi. Allora, vediamo un po' cosa sta accadendo per quanto riguarda i pompieri, se ce la stiamo cavando bene. Abbiamo 12 incendi estinti al giorno. Per quanto riguarda invece la spazzatura abbiamo, mi sa, qualche piccolo problemino. Addirittura qualche ragazzo è venuto nella nostra città a ritirare i nostri bidoncini. Eccoli qua, addirittura i bidoncini del riciclaggio presenti nella nostra città sono utili alle altre città per produrre plastica e leghe, materiali che in seguito vedremo per specializzare la nostra economia. Allora, vediamo un po', raccogliamo 863 su 1233 ovviamente bidoni dell'immondizia. Vediamo se possiamo fare qualcosa per migliorare il tutto. Abbiamo diversi camioncini, un inceneritore di rifiuti potrebbe essere ideale per eliminare tutta questa spazzatura. Nel momento in cui arriveremo a 100 tonnellate circa vedremo un po' di posizionarlo. Allora, vediamo come sta andando adesso la domanda industriale. C'è ancora qualche altro edificio che dobbiamo eliminare probabilmente per i lavoratori insufficienti. Perfetto, adesso vediamo un po', $174.000, ce la stiamo cavando molto ma molto bene. Ok, vediamo un po' quale sarà il nostro prossimo obiettivo. Per adesso sta andando molto bene la nostra domanda residenziale, stanno arrivando cittadini
davvero all'avanguardia. Francesco Landa tira un sospiro di sollievo, l'ondata di incendi dolosi si è trasferita a Barbary Coast. Dannazione, mi sa che dobbiamo migliorare il nostro impianto antincendio, ma c'è qualcosa che non va, la criminalità prende il sopravvento, dannazione. Innanzitutto vediamo di migliorare tutte queste residenze. Allora, vedete un po' tutte queste residenze a reddito basso nella nostra città. Possiamo incrementare quindi l'arrivo di persone costruendo particolari parchi di base, ovvero inerenti alla sezione basso reddito. Vediamo innanzitutto di mettere qualche bel parco acquatico, questo sarà fondamentale per i nostri cittadini, soprattutto per divertirsi. Ecco, potete vedere che il segnale della densità sta aumentando, proprio perché i cittadini saranno felici di questo piccolo acquapark, di questa zona di ristoro, per quindi arrivare nella nostra città. Vediamo di collegare un bel parco giochi con giostre, ma anche una bella zona per il barbecue. Perfetto. Vediamo se possiamo mettere anche una sorta di gazebo, padiglione per il barbecue, questo è addirittura innovativo. Ok, adesso la popolazione che si ritrova in queste circostanze ha aumentato soprattutto la sua voglia di venire in città e sta aumentando la densità, quindi soprattutto anche il livello dei lavoratori che arriveranno. Perfetto, vediamo un po', potete vedere possiamo potenziare addirittura anche il campo da baseball mettendo qualcosa di diverso, come per esempio un campo da pallacanestro, magari ritroviamo un Michael Jordan qui intorno. Ok, potete vedere adesso che nel momento in cui andremo ad aumentare il livello dei nostri parchi vedranno soprattutto altre persone a vivere nella nostra città, ovviamente attirate da tutto ciò che andremo a mettere. Ok, ecco, potete vedere che il servizio antincendi è lento, è arrivata una dannata ondata di incendi dolosi dall'altra parte della città, maledizione. Potete vedere che sta succedendo qualcosa. Il Fannullone Company, mamma mia che industria, probabilmente è scoppiato un incendio da queste parti. Il nostro impianto, anzi il nostro piccolo camioncino dei pompieri dovrà arrivare a breve. Potete vedere che siamo in un periodo prospero per la nostra città, abbiamo davvero diversi incassi provenienti soprattutto dal commercio. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Diamo un'occhiata per quanto riguarda l'educazione. Eccoli qua i nostri cittadini, 156 studenti di ieri. Vediamo di migliorare la nostra educazione nella nostra città, magari una bella biblioteca pubblica. È simile ai commerci la biblioteca pubblica, perché ovviamente consentirà ai cittadini, coloro che non andranno nelle attività commerciali, di migliorare la loro capacità in queste biblioteche. Quindi posizioniamone una qui vicino, proprio molto vicina alla scuola, in modo tale da istruire più cittadini possibili e aumentare il livello di educazione. Ok, allora in seguito anche una bella scuola superiore potrà essere un'ottima idea. Osserva il mondo dall'alto del tuo attico nel primo edificio lussuoso di molteplici piani nella tua città. Probabilmente stanno costruendo qualcosa di stravagante, qualcosa di grandioso. Oggi si inaugurano quindi i lavori per il primo complesso residenziale della nostra città. Stiamo andando a gonfie vele a quanto pare. Ok, l'educazione ovviamente non sarà migliorata immediatamente, serviranno dei mesi. Attenzione, vediamo un po', ecco un bell'incendio, i nostri piccoli pompieri che entrano immediatamente a combattere il fuoco. Ecco il primo incendio dal vivo, la nostra attività sta andando a fuoco, aiuto, eccola qua, mamma mia. Questo probabilmente perché il nostro livello di educazione è ancora basso e quindi dobbiamo intensificare questo processo. Allora, innanzitutto la nostra scuola elementare conta solo 950 posti su 1803 studenti, quindi vediamo di mettere innanzitutto una nuova scuola magari vicino alla nostra zona residenziale, proprio qui. Perfetto. Ok, seconda scuola, vediamo di aggiungere anche qualche altro potenziamento per le nostre aule. Ecco che i cittadini aumentano soprattutto la loro felicità. Vediamo di aggiungere anche qualche altro bel parco per i nostri camioncini. Vi ricordo che ogni scuola ha la capacità di usufruire di tutte le fermate presenti nella nostra città. Vediamo di aggiungerne qualche altra, molto bene, anche in queste zone che abbiamo dimenticato. Perfetto. E quindi tutte le scuole, anche le scuole superiori, le scuole professionali, usufruiranno delle stesse, come dire, delle stesse fermate. Ecco, guardate un po', nella Road 66 non abbiamo posizionato alcuna fermata, vediamo di metterne qualche altra. Ok, ovviamente il nostro budget sta diminuendo perché il sistema dell'educazione è uno dei più cari che sono presenti all'interno di SimCity. Ecco qua uno dei primi grattacieli che viene edificato inerente all'alta densità. Potete vedere addirittura le gru che stanno montando l'intero ponteggio. Quindi questa è una zona ad alta densità. Diamo un'occhiata alla nostra mappatura dell'alta densità. Perfetto, questa intera zona sarà dedicata quindi ai colletti blu, mentre tutte le altre zone saranno un pochino, come dire, inerenti a classi di popolazione un pochino più basse. Addirittura nuovi complessi industriali stanno per essere realizzati. Vediamo di eliminare adesso i complessi industriali che non sono attivi, addirittura per gli edifici in fiamme e per altre motivazioni. Ok, adesso il nostro livello di educazione aumenterà di certo. Vediamo di completare anche questa nostra scuola secondo tutti gli obiettivi prefissati. Ok, addirittura le aule superiori, $229.000, wow, ce la stiamo
stiamo cavando abbastanza bene. Vi ricordo che l'educazione permetterà anche al nostro agente Zenigata di non lavorare molto, perché probabilmente, anzi sicuramente, la nostra educazione sarà fondamentale per non creare criminali. Ok, anche una bella scuola superiore potrebbe essere fondamentale per aumentare il livello di istruzione. Vediamo di collocarla proprio vicino alla zona residenziale. Vediamo un po', possiamo metterla immediatamente in questa zona. Ok, proprio vicino alla nostra zona media densità. Ok, la scuola superiore, come dice appunto la nostra descrizione, tiene i ragazzi lontano dai guai ed evitano che gironzoli intorno ovviamente alla mappa. Perfetto, mettiamo di aggiungere soprattutto qualche altro bel pulmino. Ovviamente i parcheggi per questi pulmini sono più costosi perché ovviamente costano maggiormente. Aggiungiamo necessariamente una bella aula al piano superiore per aumentare soprattutto il livello di studenti che arriveranno, e anche una bella palestra. La palestra attirerà soprattutto, aumenterà innanzitutto il valore del terreno, ma soprattutto sarà fondamentale per una sorta di punto di svago per turisti e soprattutto per cittadini. Ecco qui il nostro pannello informativo. Vediamo un po'. Forgeremo ed educheremo questi studenti come si deve. Sindaco, siamo sulla buona strada. Se continuiamo così, questi studenti avranno davvero una marcia in più per affrontare la vita. Molto bene, il nostro budget potete vedere che è sceso a $6.000 circa, perché ovviamente i soldi devono essere investiti per la nostra popolazione. Ovviamente, anche se il budget più avanti entrerà, come dire, in negativo, ciò non sarà importante, perché la nostra industria dei minerali sarà quella che ci terrà quindi in alto. Per quanto riguarda quindi la nostra industria dei minerali, abbiamo la possibilità di collegare finalmente la fonderia. Ovviamente nella fonderia abbiamo la possibilità di fondere sia come dire, i minerali che il carbone, per andare a creare delle vere e proprie leghe, e soprattutto leghe metalliche che potranno essere usate sia nell'ambito dei processori, quindi nell'ambito della tecnologia ad alta densità, che venderle quindi naturalmente così allo stato grezzo. Quindi potremmo magari incentrarci, nel momento in cui avremo risolto questo problema dell'educazione, sulla fonderia e quindi sulla fusione di determinati minerali. Come potete vedere nella nostra sezione del grafico inerente ai minerali e soprattutto al carbone, possiamo sfruttare solo ed esclusivamente questa zona dove vi è un'alta concentrazione di carbone, e soprattutto quest'unica zona inerente ai minerali stessi. Ovviamente le nostre, come dire, le nostre zone di estrazione avranno minerali ovviamente per tantissimo tempo, e quindi queste uniche due zone con 120 e 105 tonnellate al giorno se la caveranno abbastanza bene per rifornire soprattutto la nostra fonderia. Ok, vediamo un po' il quartier generale di metalli, se la sta cavando anche molto bene. Diamo un'occhiata alle classifiche inerenti all'interno della nostra cittadina. Ancora ovviamente non sono state implementate, sarà fighissimo nel momento in cui saranno attive, per vedere più o meno con dati certi la classifica della nostra regione. Ok, vediamo un po'. Ok, abbiamo raggiunto ben 31.000 abitanti, ce la stiamo cavando molto ma molto bene. Vedete un po' il grafico in ascesa da gennaio, nel momento in cui abbiamo messo appunto la prima pietra nella nostra cittadina. Siamo arrivati ad agosto con 31.000 abitanti, quindi ce la stiamo cavando molto ma molto bene. Ok, potete vedere il livello di educazione sta aumentando rapidamente, ci ritroviamo quasi a un cappellino di laurea, 557 studenti cittadini adesso aumentano a vista d'occhio. Potete vedere che adesso il livello di istruzione, potete passare anche un attimino i minuti indietro per vedere un po' come stanno aumentando i cittadini istruiti nella nostra città. Perfetto, è stato migliorato il municipio appena adesso, molto bene. Vediamo un po' i fuochi d'artificio in alto, eccoli qua. Mamma mia, ci sono addirittura dei cittadini infelici. Vediamo che cosa succede. Oggi chiuso, sono chiusi, ma ovviamente non ci danno una motivazione. Ovviamente ci sarà sempre qualche infelice nella nostra cittadina. Zero compratori, zero quattrini. Ovviamente la nostra città conta un grandissimo numero di abitanti e non tutti i negozi possono essere soddisfatti. Vediamo che cosa succede. La nostra centrale a carbone non riceve abbastanza, non riesce a produrre abbastanza energia. Vediamo un po' di essere competitivi in quest'ambito. Vediamo di creare un bel generatore a carbone pulito per spendere necessariamente 600 monetine all'ora per quanto riguarda il mantenimento. Però adesso vi farò vedere il livello di inquinamento. La maggior parte dell'inquinamento nella nostra città proviene dalla nostra centrale a carbone. Poverino il nostro caro amico che si ritrova alla nostra destra, quindi aiutiamolo, evitando quindi di inquinare così tanto. Innanzitutto una bella, come dire, un bel segnalino che ci dice che qua c'è la nostra centrale del carbone, Power Electric. Eccola qui, guardate che figa, addirittura c'è musica rock and roll qua vicino, c'è qualche ladro che si muove, perché di solito questa musichetta è simile nei criminali nella nostra città. Allora, innanzitutto vediamo un po' di
eliminare questo generatore a carbone che inquina davvero tanto. Stoppiamo il tempo per evitare di creare ripercussioni nella nostra città. Perfetto, eccolo qui che cade al suolo il grande, come dire, la grande ciminiera che ci ha alimentato fino adesso. Mettiamo adesso il generatore a carbone pulito. Dannazione, c'è qualcosa che non va. Sovrapposizione. Forse c'è qualche problemino con la discarica, maledizione. Vediamo di eliminare un po' qualcosa. Questi camioncini della spazzatura, anche questa zona di scarico. Molto bene, visto che adesso diverse persone raccolgono nella nostra città, non sarà necessario incrementare quindi l'uso delle zone di scarico. Perfetto, aggiungiamone un'altra da questa parte. Vediamo se possiamo aggiungere finalmente il nostro generatore di carbone pulito. Eccolo qua, ci sono 3 ciminiere, il vento va da questa parte, però probabilmente, anzi sicuramente non avremo nessun problema. Ne aggiungeremo ben 2, così non avremo problemi per tantissimo tempo, e il nostro livello di inquinamento adesso diminuirà. Potete vedere che adesso è diminuito in maniera proprio costante all'interno della nostra piccola come dire, centrale di carbone. Addirittura i cittadini sono prima diventati scontenti, ma addirittura nel momento in cui abbiamo costruito la nostra centrale per il mantenimento del nostro ecosistema, è tornato ovviamente a loro il sorriso. Ok, 94.500 dollari di profitto per quanto riguarda le estrazioni. C'è qualche problema con Zenigata e Lupin. Vediamo che cosa succede.